C'è un veneziano di Spinea, Fabio Ceccato, alla guida dell'Associazione Nazionale Ferroviari del Genio, una realtà la cui sede nazionale è a Preganziol nel Trevigiano, che annovera ben 3.000 iscritti, volontari che sono sempre tra i primi ad intervenire nei soccorsi durante le emergenze e calamità naturali che colpiscono il nostro territorio. Un'arma essenziale, soprattutto quando c'è la pace, è un'arma che è utilizzata soprattutto per calamità naturali. Il primo obiettivo nelle emergenze è proprio quello di aiutare le persone in difficoltà e poi dedicarsi, anima e corpo, al ripristino dei collegamenti ferroviari, come ha sottolineato durante la Santa Messa celebrata nella chiesa di Sant'Urbano il parroco. Calamità naturale che in Italia purtroppo non mancano mai, che è quello di ripristinare i collegamenti, quelli ferroviari per esempio. Ecco, ripristinare i collegamenti. Credo che questo è qualcosa di importante a livello civile, perché le persone possono ritrovare le proprie libertà, muoversi da un luogo all'altro, reincontrarsi. Ceccato ha poi illustrato i programmi dell'associazione per il periodo 2020-2021, denso di iniziative. Il prossimo giugno è infatti fissato il raduno nazionale a Nuoro in Sardegna, luogo simbolo perché è ancora una delle poche località italiane a non avere nessun collegamento ferroviario.